Primo e unico anticipo del girone B di eccellenza, il Gioiosa fa valere il fattore campo e al Comunale supera una Leonfortese combattiva e in cerca di punti salvezza. Una vittoria che permette ai biancogranata di Silvestri di compiere un passo importante in classifica e che accende ulteriormente la corsa nelle zone medio-alte. Eppure è la squadra di Serafino che nei primi minuti prova a sorprendere la retroguardia di casa con Bellomo, ma le sue conclusioni al primo minuto di gioco e al secondo non inquadrano lo specchio difeso da Paterniti. Al primo vero affondo però è il Gioiosa a colpire quando al minuto 6 Gorobsov raccoglie la punizione di Neto e da fuori con il destro sorprende Di Martino firmando il suo quarto gol in campionato e indirizzando subito il match. I locali provano a chiudere la sfida, ma le iniziative dei biancogranata non creano particolari problemi all'estremo difensore ospite che controlla senza patemi. Nella ripresa la partita si accende, Calderone sfiora il raddoppio con un tiro cross che Migneco salva sulla linea, mentre dall'altra parte Losada risponde di testa, mandando però alto sopra la traversa. Il gol del 2-0 arriva al 61esimo, Granata con un assist illuminante pesca in area Palino che controlla e con il sinistro batte Di Martino. È il secondo centro in stagione per l'attaccante che dopo le consuete capriole di rito dedica la rete all'amico Loris con tanto di maglia, scomparso tragicamente in un incidente stradale. Il Gioiosa continua a spingere, Sec sfiora il tris con un destro a lato, ma l'appuntamento con il 3-0 è solo rimandato quando all'83esimo Granata, appostato a pochi passi, ribadisce in rete un pallone arrivato da un calcio piazzato di Neto, trovando così il suo primo gol in campionato. Nel recupero c'è spazio anche per il poker, lo firma Calderone, bravo a sfruttare il lavoro di Pino e a battere Di Martino con il destro per il definitivo 4-0 e la sua seconda rete stagionale. Finisce dunque così il Gioiosa centra la quarta vittoria casalinga, sesta complessiva in campionato, vola a quota 19 punti in piena corsa playoff e con un prezioso più 10 sulla zona playout. Situazione opposta per la Leonfortese che resta terzultima a 7 punti e pienamente coinvolta nella bagarre salvezza.